Una famiglia distrutta, una tragedia che ha commosso l'intera comunità stefanese, ancora incredula e sotto shock, ma pronta a reagire anche attraverso la preghiera, una veglia per la piccola di 7 anni sopravvissuta all'incidente che lotta tra la vita e la morte. Prima ci sarà una fiaccolata silenziosa che partirà dalla chiesa del Carmine per concludersi nella chiesa madre. Ad organizzarla l'arciprete Don Antonino Massaro e Don Nino Catanzaro, i quali annunciano che in segno di lutto saranno rinviati i festeggiamenti in onore di Santa Rosalia, le cui celebrazioni erano in programma per la prima domenica di giugno. E anche l'arcivescovo di Agrigento si unisce al dolore della famiglia del piccolo centro montano e il suo primo pensiero va alla bambina. Presentiamo una preghiera al buon Dio affinché la piccina si salvi. Non ci sono parole da pronunciare quando una mamma e un figlio muoiono. Questa è la riflessione del cardinale Montenegro, che poi aggiunge: l'unica parola è il silenzio che diventa abbraccio per la bambina. Don Franco non nasconde la commozione per la tragedia che si è verificata a Santo Stefano. Facciamo la volontà di Dio, dice, affidiamo la piccola a Dio, che le dia salute, che la salvi. L'unica cosa che resta in questi momenti è la preghiera, affidarsi alla misericordia di Dio, conclude l'arcivescovo di Agrigento.